scomparsa di Sammy Basso ha davvero sconvolto tutte le persone che hanno avuto la gioia e la fortuna di conoscerlo, perché lui, giovane scienziato, ricercatore stimato in tutto il mondo, ha fatto davvero la differenza. Laureato in biologia molecolare, scrittore attivista, profondamente autoironico con un senso della condivisione e dell'amicizia. Un'esplosione di emozioni che si è avvertita sin da subito, avvicinando quelli che sono diventati i suoi fratelli e le sue sorelle, la sua famiglia allargata. E questo grazie a lui e, bisogna dirlo, grazie anche ai genitori, a mamma Laura Lucchini e papà Amerigo Basso, che l'hanno sempre affiancato e sostenuto, regalandogli soprattutto la libertà del rispetto per sé e per il prossimo, in nome dell'unicità di ogni individuo, insegnandogli che nulla deve essere lasciato al caso, ma tutto ha un senso e un ordine precisi. Ecco allora quelle parole scritte sull'epigrafe che annuncia la data del funerale di venerdì alle 15:30. Le anime dei giusti sono tra le braccia di Dio. Quel passo per niente a caso tratto dal libro della Sapienza dell'Antico Testamento, perché Sammy era giovane uomo che alla sapienza aveva dedicato l'esistenza. E poi la frase sconvolgente, che potrebbe scivolare a una lettura veloce, pesando invece come un macigno nel momento in cui l'occhio si ferma solo per quell'attimo in più, quell'attimo che va a colpire il cuore. Una manciata appena di parole lapidarie che racchiudono tutta la bellezza del rapporto profondo, sincero, vero, potente di chi ha amato Sammy. Quella frase che quasi non ti accorgi di quanto sia bella e straziante. Ne danno tristi il lieto annuncio. Ecco, qui c'è la grandezza di Sammy, qui c'è la grandezza della sua famiglia. Ne danno tristi il lieto annuncio, perché c'è il dolore infinito di chi l'ha perso, quel dolore che non bastano neanche le lacrime a raccontarlo, ma c'è la consapevolezza che lui era ed è gioia. Lui ci sarà sempre, con i suoi studi, con le sue ricerche sulla progeria che l'hanno portato a raggiungere traguardi impensabili, con il suo sorriso, con le sue battute, con la sua anima giusta che sarà sempre tra chi gli ha voluto bene davvero, con la sua luce che non si spegnerà mai.